Tra pochissimo arriva con noi il nostro amico Hervé Barmas, best dress man di GQ, alpinista straordinario, uomo di montagna. Oggi GQ vola in Valle d'Aosta. Guarda come stai da Dio. Ma diciamo che vivere in montagna anche in questo momento dove le montagne, vedi, le vedi là in fondo e non le puoi toccare, io sono sul tetto della casa Guarda e la vena che pulsa di invidia selvaggiamente. ma diciamo che comunque dai, un po' di sole riusciamo anche a prenderlo, anche stando a casa. È un po' strana, come situazione, ma penso che per tutti sia così, dal mare alla pianura, alle città, qualsiasi paese, dai, siamo tutti allo stesso piano, forse è la prima volta che succede. Tutti allo stesso piano, detto da te che stai sempre in verticale, di solito stai sui 4000, mi fa molto piacere, mi sento veramente molto a mio agio, grazie Hervé. Senti, volevo chiedere, sei a Cervinia? No, a Valtournanche, Cervinia è un Valtornano. po' più distante, sì. Vabbè, un po' più distante. O giustamente puoi anche permetterti il lusso di non stare proprio a casa, anche perché intorno a te al massimo ci sarà qualche camoscio. No, beh, diciamo che io sono a casa, sono sul tetto proprio della casa, così almeno. Stupendo. No, no, mantengo le restrizioni, ma anche perché ci va un po' di buon senso, anche se poi io vivo in un bosco e non c'è assolutamente nessuno, cerco di essere anch'io partecipe e mettermi nei panni di chi non è fortunato comunque come me, che può comunque godersi di un bel sole e stare all'aria aperta anche solo sul tetto della casa. Vabbè, diciamo che Barmas non ce la fa a stare proprio dentro la casa, se lui non sta almeno sulla cima di qualcosa, non c'è niente da fare, che sia anche la casa ma va bene lo stesso. Senti, allora, tra le varie cose meravigliose che ha fatto Hervé nella sua carriera, c'è anche quella di aver scritto un libro che vi stra consiglio, che è La montagna dentro. Un libro molto bello che non parla soltanto di eroismi e di ascensioni mitiche e di cose, di imprese da Rambo delle montagne, delle Alpi, delle Ande, dell'Himalaya, perché tu sei stato praticamente un po' dappertutto, ma Un parla po' del ovunque. rapporto insomma, tra l'uomo e la natura. Sì, diciamo che quando ho scritto il libro, devo essere sincero, è stato traumatico come periodo, perché per scrivere non sono uno scrittore, dunque mi sono dovuto assentare dalla montagna, mi alzavo tutti i giorni, mi sedevo su una scrivania, ogni tanto veniva fuori una frase, delle altre volte una pagina, due, è stato un periodo lungo 5 mesi, però mi ha fatto del bene, ha fatto sì che al posto di scrivere solo le imprese alpinistiche, le scalate, che possono essere molto distanti dalle persone normali e che non praticano alpinismo, mi ha fatto così dare questa opportunità di far emergere più l'uomo. Dunque la montagna diventa un bel palcoscenico, ma in realtà parlo di vita, parlo di problemi, parlo di paure, parlo di quello che stiamo vivendo anche ora, cioè quei momenti che comunque ti segnano, ti lasciano molto, ti possono farti imparare qualcosa e poi ti danno lo slancio per vivere quando magari un momento critico e difficile della vita poi sarà terminato. Senti, tu cosa ne pensi di questa teoria che gira in rete, insomma, che questo virus è un altro ulteriore, terribile, agghiacciante segnale della Terra e della natura che ci sta lanciando per dirci, insomma, che se non fossimo stati così crudeli, così anche un po' vigliacchi, diciamo la verità, con il nostro pianeta, forse certe cose non sarebbero accadute e non ce le saremmo meritate, tra cui il coronavirus. Ma allora, ci saranno gli esperti a dirci se c'è Questo una sicuro. stretta connessione, però anche attraverso il coronavirus stiamo vedendo come effettivamente il nostro pianeta, per queste restrizioni, per questi obblighi, sta vivendo un pochettino più di salute, al contrario di noi che ospitiamo il pianeta, di noi uomini, nel senso che l'inquinamento sta diminuendo. Abbiamo visto la grande differenza purtroppo nella pianura padana, dico purtroppo perché poi questo non l'avrebbe voluto nessuno, ma in questa emergenza si possono fare delle riflessioni anche positive, dunque si può guardare a quanto magari con un po' di intelligenza, lo smart working è una di queste cose che potrebbero essere attuate anche dopo l'emergenza coronavirus, Certo. comunque cercare di
di muoverci quando effettivamente ne abbiamo bisogno o solo per le belle cose, insomma, potrebbe comunque portare una qualità della vita migliore a tutti. E qualità della vita migliore vuol dire respirare aria migliore, bere acqua migliore, insomma, vivere proprio con il nostro pianeta, che alla fine è la risorsa più grande che abbiamo, e questo fa parte di tutti noi, cioè dobbiamo porre un po' più di attenzione. È un momento di riflessione questo, il coronavirus. È una grande tragedia, un grande momento drammatico, ma anche un gran momento per riflettere. Ad esempio, Senti io faccio Hervé, sport, dimmi. Hervé, senti, allora, hai scalato pareti pericolose, importanti in Pakistan, in Patagonia, sull'Himalaya, eccetera, eccetera, però diciamo che sei molto conosciuto, direi noto, famoso, dai, usiamo il termine famoso, per essere un po' diciamo, lo scalatore del Cervino, diciamo, no? Cioè l'uomo che dà del tuo ad una montagna molto molto difficile. Io vi devo dire che la prima volta che ho incontrato Hervé Barmas, con il quale poi qualche volta mi è capitato anche di andare in montagna, mi ha fatto fare delle cose, diciamo, per noi proprio piccolini, bambini, amatori, eccetera. È stata una volta in cui teneva una conferenza molto molto interessante sul Cervino, un corso per giornalisti che erano appassionati di montagna, che si volevano specializzare anche in quel tipo di storytelling, e raccontava che il Cervino è una montagna marcia. Ecco, io mi ricordo Barmas che dice Cervino è una montagna marcia, io la amo, la Magica, montagna di casa mia. magica, non marcia, magica. No, no, hai detto marcia, me lo ricordo benissimo. Veniva giù dei tocchi, mi ricordo anche che raccontavi che a un certo punto ogni tanto facevi delle prese, cioè insomma arrampicando si fanno delle prese, e mettevi dei rinvii che sono appunto dei ganci che si usano per scalare, e prac, veniva giù un tocco di montagna. Allora, diciamo che il Cervino è una delle più belle montagne del mondo, ha queste forme, queste geometrie incredibili, sembra una piramide, però è stata costruita e lavorata dalla natura, cioè un'opera d'arte incredibile. Però la qualità della roccia non è delle migliori, o meglio, sulle vie normali, le vie più classiche, quelle che ormai da anni vengono salite, in realtà ci sono pochi pericoli o ce ne sono come sulle altre montagne. E invece dove magari sono andato io ad aprire delle vie nuove in certi anfratti del Cervino poco battuti, diciamo che sì, ho trovato anche della roccia molto molto marcia. E fa parte anche questo della bellezza della montagna, nel senso che i pericoli in montagna sono oggettivi. Poi c'è una parte soggettiva, è quella dell'uomo, cioè le montagne si sgretolano, le montagne cadono, si modificano, e noi passiamo di lì. Ecco, dobbiamo fare attenzione con la nostra esperienza a non essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Però al di là Penso, della roccia marcia del Cervino, la montagna del Cervino per me è una montagna magica, dai. lo so Fratello che è maggiore. magica. Lo sai che sono 20 anni che fai la guida alpina? Quando è che hai iniziato? Te la ricordi? No, è un po' di più già, Ah, più di sono più? 22 anni, sì, sono un 22? po' di Ah, più. basta, ho bucato 23 l'anniversario. anni, vado per i 23, sì, sì, sto invecchiando, vedi che la E barba la mi sta barba, l'ho spremendo. vista che sei bianco, bravo che non ti vergogni, c'è gente che se la tinge. Ma no, ma assolutamente, dai. Ma, insomma, come va giù di lì? Perché adesso raccontami Ma un po' di voi, dai. Noi, lo dicevo prima ai nostri follower, ai nostri, diciamo, ascoltatori, chiamiamoli così, e ci stiamo dando un grande affare per chiudere, siamo al lavoro. Non tutti, naturalmente siamo tutti a casa, siamo tutti in smart working, tutti collegati, naturalmente litighiamo con la rete, però devo dire che il nostro editore è stato estremamente lungimirante, ci ha messo in condizione di connetterci nel modo più veloce e intelligente possibile, però in questi periodi in cui sono tutti naturalmente davanti allo schermo facciamo fatica anche noi a costruire i giornali, cioè non è facile perché sai, un file di un giornale con le foto in alta definizione, i testi, la costruzione, le gabbie grafiche, pesa un botto, ragazzi, non avete idea di quanto pesa. Quindi a scaricarlo Qu- sembra una scimmietta che qua- pedala qua- qua- dentro. Quando è che esce il prossimo numero? Allora, ai primi di aprile, verso il 7, massimo 10, siamo in edicola, vi potete gustare
una sorpresa, perché vi stiamo comunque preparando una sorpresa con GQ, perché noi non sappiamo fare le cose semplici, dobbiamo farle bene e sempre complicate. E quindi, e quindi vi potrete gustare una sorpresona. C'è una grandissima pop star che ha scritto per noi un pezzo molto molto bello su una canzone mitologica dedicata ad una star altrettanto magica, e questa, vabbè, non vi svelo la sorpresa, però ci potete arrivare. Senti Hervé, oggi è la festa del papà, finalmente. Io sono 3 giorni che parlo, prima con Raul Bova, poi con Argentero, adesso con te della festa del papà. Anche perché sono pochissime cose che noi uomini veniamo festeggiati, proprio pochissime. E le tue bambine? Ti hanno festeggiato? Le tue donne, tutta la banda? Ma sì, dai, le bambine oggi hanno detto auguri, auguri papà, auguri babbo, però non hanno ancora bene in mente, a 2 anni, 1 anno, sono ancora un po' lontane dal capire. Si divertono a fare, ecco, cantare la canzone, la bambina più grande è stato un motivo in più per farla cantare, però diciamo che è un momento un po' particolare, chiaro, la festa del papà, poi in realtà se c'è un padre c'è una madre, se c'è una madre ci sono stati dei nonni, e, insomma è un momento un po', non so, io lo vivo più come un momento di unione, lo vediamo tutti sui Sì. giornali, attraverso i telegiornali, c'è questa famiglia che ormai è allargata, è una famiglia Italia che, non so, io non so tu se ti ricordi una cosa del genere, io in No, io 40 ma quasi 3 anni non me lo ricordo ed è una cosa per la quale sinceramente vado molto orgoglioso, mi Cioè, me piace la vedere un'Italia ricordo, unita. mi ricordo grandi momenti di unità nazionale. Sai cosa? Che la nostra è una generazione super fortunata in realtà, perché io ne ho quasi 50, ne ho fatti 49, ci tengo a dirlo. 50 non ancora, no, no, perché sai com'è. Portati Però bene, portati bene. portati bene, diciamolo, diciamolo, e ho ancora il fiato per salire, non quasi fino al Cervino, però insomma poco ci manca. In realtà, no, io mi ricordo delle cose belle, cioè momenti di unità nazionale, i momenti fighi, quando abbiamo vinto i mondiali, io ne ho avuto Certo, l'occasione certo. di vincerne due, insomma, cioè non io, ma diciamo gli azzurri, e insomma, cose di grande gioia. Poi è chiaro che abbiamo avuto dei momenti tragici, i terremoti per esempio, che sono stati terribili nel nostro paese anche recentemente. Però una botta come questa, insomma, l'altro giorno, dai, diciamoci la verità, io penso che ieri tutti gli italiani, guardando quei camion dell'esercito che uscivano Eh, da Bergamo carichi di bare, beh, sono rimasti impietriti davanti al televisore. Ora non è un argomento certo. che ci mette di buon umore, però insomma la vita è questa, e forza Ma sì, poi, Bergamo, forza i bergamaschi. Forza Bergamo, Forza Italia, però dobbiamo essere capaci poi di vedere il lato positivo delle cose, perché poi alla Assolutamente. fine, se non crediamo di poter sorpassare questo momento è difficile veramente uscirne. Oh, ti devo chiedere una Dai, cosa, tu che sei specializzato in picchi, in sì, cime, ma sì. sto picco del coronavirus quando arriva? Perché noi speriamo sempre che dopo il picco ci sia la Il valle. cavolo. Ma speriamo presto, dai, cerchiamo di resistere ancora, poi arriverà il momento migliore. E come si Eh, sente quando si arriva in vetta? Io mi ricordo un bellissimo film che hai fatto tu, che si chiama, mi sembra, La linea continua, dove ci siete tu e tuo padre in cima al Cervino, vicino alla croce, che è anche una foto che ho visto che hai postato tu in questi giorni. E come ci si sente quando si arriva veramente su? Puff, a me è capitato tipo 2 volte, a te chissà quante. allora, scalare una montagna è una cosa bellissima perché è chiaro che il momento forse di gioia, ci sono due momenti di grande gioia. Quando sei veramente al limite delle tue capacità non corrisponde alla cima della montagna perché devi ancora scendere, dunque quando io così ho terminato quelle che vengono chiamate magari anche imprese, quando ho aperto delle vie nuove, ho vissuto dei momenti di difficoltà, la gioia la vivi veramente quando ti rilassi, quando tutto è Sì. finito. Nella normalità però sì, la gioia corrisponde all'apice, alla grande gioia, arrivi in cima, ti guardi attorno, spazi col tuo sguardo ovunque, ti senti libero, ti senti fluttuare nell'aria, è una sensazione bellissima. Però
la soddisfazione della cima in realtà te la dà il percorso, cioè quando tu fai il primo passo verso quella cima, che decidi di partire, che programmi quella salita e che con la fatica poi raggiungi il tuo obiettivo, ecco, tutto quel percorso fa sì che poi si senta questa grande gioia in cima a un Cervino, in cima a Monte Bianco, in cima a qualsiasi montagna. Dunque farà un po' strano, ma si deve fare prima un po' di fatica per vivere questa grande gioia. Ma non Beh, siamo masochisti. speriamo di viverla presto, questa grande gioia. Hervé, io ti ringrazio tantissimo. Voglio dire insieme a te, brava, a Federica Brignone, grande valdostana che ha vinto, Bravissima, grande. Se la bravissima, senti, grande Fede. salutamela, un applauso e un applauso Super da parte di tutta l'Italia, orgogliosi Federica, di te. grandissima. Tra pochissimo, tra pochi minuti con Sara Canali sarà in diretta su questo canale Instagram. Grazie Hervé Barmas, Ciao, un abbraccio a tutti. buon sole della Val d'Aosta, stai bene, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Super Sprint, Super Sport, Bimba Sport di GQ con Federica Brignone vi si fa raccontare l'emozione della prima italiana che ha vinto la Coppa del Mondo di sci. Per noi appassionati di montagna, GQ è matto della montagna, noi facciamo tutti i novembre un bellissimo GQ Ice, raccontiamo delle storie legate al freddo stupende. Come credo e spero molti di voi sappiano. Poi vi voglio soltanto dire, prima di chiudere, il collegamento che domani c'è un altro amico di GQ, un altro amico della nostra community che è Francesco Montanari. E quindi grazie Francesco che alle 3, alle 15 sarai con noi. Poi nei prossimi giorni arrivano Nick Piras, che è il fashion director di GQ, che sicuramente conoscete, che sarà in collegamento con Paolo Stella. Poi arriverà una mega sorpresa del sabato perché la mia amica Michelle Hunziker e il mio amico Tommaso Trussardi si collegheranno, la Trussardi Family si collega da Bergamo con GQ a mezzogiorno. Comunque rimanete connessi sul nostro canale e vi diamo tutti i dettagli. Grazie, ciao, buon pomeriggio.